Come sta andando questa mattina? Benissimo, benissimo, prima di tutto perché le persone che stanno servendo sono gioiose e quindi affrontano i clienti che vengono col sorriso. Quello che è importante è il sistema che abbiamo per portare questi alimenti alle famiglie, cioè noi non facciamo venire le famiglie a prendere gli alimenti da qualche parte, noi con i volontari portiamo a casa delle famiglie questo genere di aiuto, perché rende possibile conoscere altri bisogni che sono molto più profondi, importanti, sono di tipo educativo, sono di tipo sociale, e quindi l'andare nelle famiglie e creare una relazione è importantissimo. E voi date la borsa? Noi diamo la borsa, diamo la lista delle cose che loro possono comprare e poi la gente sceglie secondo le proprie possibilità. C'è un po' di tutto. L'olio, che è quello che danno un po' meno perché è quello più costoso chiaramente, e poi c'è il tonno, tutte le cose insomma di genere alimentare. Voi siete impegnati questa mattina? Lo faccio volentieri, anche se ero stanca, mal di schiena, però vengo per quello, perché va alle famiglie, anche perché si conoscono le famiglie alle quali poi va la spesa, perché c'è chi prepara i pacchi e poi dopo le consegna direttamente, per cui è una cosa sicura. Se tutti si degnassero di dare qualche cosa, magari ci sarebbe gente che starebbe un po' meglio e che ne ha bisogno effettivamente. Chi ha bisogno bisogna aiutarlo, in quel poco che si può, perché con una pensione sola, però bisogna aiutarci, se non lo facciamo noi chi lo fa?